Buonasera a tutti, siamo in collegamento, ci scusiamo per i ritardi, per qualche piccolo problema tecnico. Benvenuti da parte dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, che ospita questo incontro organizzato in collaborazione con la Fondazione Rinascita 2007. Questo incontro è anche il, come dire, preliminare a un progetto di ricerca organizzato da Iveser e Fondazione, che appunto dal titolo Come l'incontro e la svolta 1989-1991, che mira appunto a ricostruire i fatti di quella fase storica, quindi la fine del Partito Comunista Italiano e la nascita del Partito Democratico di Sinistra, ricostruire quei fatti attraverso le testimonianze dei protagonisti, cioè del gruppo dirigente del PCPDS veneziano dell'epoca. Ecco, io non mi soffermo ulteriormente, do la parola a Pierangelo Molena, presidente della Fondazione Rinascita, per presentare il progetto, se crede, e soprattutto per presentare gli ospiti. Prego Pierangelo. Ma scusate che devo ridarvi parola, abbiate pazienza. Grazie. Eccolo. Grazie Giovanni. Allora, è un'occasione questa, la prima occasione, l'avevamo organizzata esattamente un anno fa e poi siamo stati travolti anche noi dagli eventi, perché la Fondazione Rinascita 2007, che viene creata con lo scioglimento dei democratici di sinistra veneziani, ha voluto, a fine del decennio scorso, ha ritenuto utile concentrare una parte delle proprie iniziative sulla ricostruzione storica di un passaggio, noi riteniamo delicato e importante, a Venezia, perché il nostro obiettivo è ricostruire questo elemento, questo pezzo di storia a Venezia, nel passaggio da PC a PDS, 1989, 1990, 1991. Un'epoca fa, sembra, ma noi abbiamo intenzione, uno degli obiettivi, insomma, era quello di riuscire a intervistare i dirigenti, ma del gruppo dirigente, diciamo, veneziano, provinciale, e anche del gruppo dirigente diffuso, perché quella svolta è stata una svolta che ha coinvolto davvero tanti uomini, tante donne, tanti ragazzi e tante ragazze dell'epoca, evidentemente. Molti non ci sono più, molti ce ne sono, e l'obiettivo è quello di iniziare a chiamarli, intervistarli, sentire le loro ragioni, i loro ricordi, le loro memorie, le loro valutazioni. È un lavoro lungo, è un lavoro impegnativo, noi non abbiamo fretta, ci teniamo a fare questo lavoro bene, meglio che possiamo. L'Iveser, che ringraziamo e non finiremo mai di ringraziare, Iveser è l'istituto al quale anche la Fondazione aderisce, insomma, e sostiene, ha preso a cuore, insomma, e ha organizzato, insomma, di fatto l'inizio di questo progetto. La svolta nel veneziano. I primi 2 incontri che facciamo, purtroppo, forse non è purtroppo, che facciamo online, sono per dare un quadro di cos'era il Partito Comunista Italiano e la società veneziana in quegli anni. Il secondo, che faremo con Pietro Folena la settimana prossima, il 9 marzo, sarà il tentativo di dare anche un taglio, insomma, alcuni contenuti nazionali di cosa è stata la svolta a livello nazionale. Tutto questo per dare la possibilità alle persone, 2 sono qui con noi collegati su Zoom questa sera, che intervisteranno queste decine, l'obiettivo nostro era centinaia, insomma, di persone della provincia di Venezia, sindaci, deputati, consiglieri regionali, dirigenti, segretari della federazione, dirigenti della federazione provinciale, segretari di sezione, segretari di zona. Tutto questo ovviamente materiale, tutte queste persone dovranno essere sentite da persone che sanno costruire un'intervista, sanno cogliere, e 2 di loro
sono qui collegati con noi. Ringrazio anche loro della disponibilità e della curiosità che ci metteranno nel compiere questa impresa. Il primo incontro, dicevo, è un incontro formativo e propedeutico, insomma, per iniziare questo tipo di ricerca, e con noi sono Gianluigi Cortese, che è giornalista, che è stato responsabile caporedattore della Nuova Venezia in quel periodo, per cui può dare una fotografia della società veneziana, insomma, nei limiti e nei tempi che abbiamo, non che facciamo, non perderemo qui ore. E ringrazio della disponibilità, insomma, ci siamo sentiti esattamente un anno fa e dovevamo fare un anno fa, c'era la locandina, c'era tutto pronto per partire, proprio a fine febbraio dell'anno scorso. L'altro nostro ospite è Cesare De Piccoli. Cesare De Piccoli nell'89 era vice sindaco di Venezia, era europarlamentare, eletto fresco fresco nelle elezioni europee del 1989, ma è un funzionario dirigente del partito, è stato funzionario dirigente del Partito Comunista Italiano negli anni '80, segretario di federazione, segretario regionale, ha svolto parecchi ruoli, insomma, all'interno del partito. E lui ovviamente è a conoscenza, ha una conoscenza rilevante, insomma, di quel momento, e ci può aiutare, insomma, a chiarire cosa è stato il partito, cos'era il Partito Comunista, cosa è stato il Partito Comunista a Venezia, nel veneziano ovviamente, non soltanto a Venezia città. Ricordo soltanto qualche numero, che il Partito Comunista Italiano a Venezia nel 1989 aveva oltre 19.000 iscritti, quasi 19.000 iscritti, nel 1990 ne aveva 18.500, nel 1991 ne aveva 16.900, per dare il quadro di qual era la comunità di persone che facevano parte di questo partito. Il segretario provinciale del Partito Comunista Italiano a Venezia nel 1989, cioè nel congresso, nell'ultimo congresso, quello del nuovo corso di Occhetto, dell'inizio del 1989, il 18° congresso per il livello nazionale, il 20° per il livello provinciale, era Walter Vanni, che non è più con noi da 9 anni purtroppo. Nel 1990 il segretario provinciale sarà Maurizio Bacchin, anche lui molto prematuramente scomparso pochi anni dopo di quel congresso. E così come nel 1991 sarà sempre con lui. Ci sono alcune storie che stanno dietro anche alle elezioni, alle dimissioni, alle elezioni di questi segretari. Se avremo tempo e se Walter Vanni potesse essere con noi, ce la direbbe, e Cesare De Piccoli sicuramente potrà dare, se sarà tempo, insomma, potrà dare qualche informazione. Dico solo che nel 1991, con lo scioglimento, col passaggio da PC a PDS, il congresso provinciale non si conclude con l'elezione degli organismi dirigenti, che vengono eletti un paio di mesi dopo, un po' perché in quei primi mesi del 1991 di fatti ne sono successi davvero tanti, dalla guerra in Iraq a ciò che accade attorno al congresso, all'ultimo congresso del PC, e ci fu venne in qualche modo certificata anche la divisione della mozione Occhetto, che era la mozione maggioritaria con il 70% dei voti nella nostra provincia, nella provincia di Venezia. La divisione tra, dirà meglio di me Cesare, tra riformisti e occhettiani, piuttosto che da occhettiani e altri termini che allora erano frequenti nei giornali. Io mi fermo qua, ho parlato indubbiamente tanto, ci tengo soltanto a dire che questa è la prima iniziativa, ne faremo un'altra, la seconda, sempre legata a questo progetto, la settimana prossima, a cui siete evidentemente, sono tutti invitati, e che la Fondazione Rinascita 2007 ha come scopo quello di ricostruire quel pezzo di storia, è
l'erede, insomma, dal punto di vista culturale e storico di quel pezzo di esperienza, e noi vorremmo continuare e continueremo sicuramente a molte altre iniziative anche in presenza verso settembre-ottobre, quando speriamo la situazione sia molto cambiata. Do la parola a Gianluigi Cortese, il giornalista, il giornalista della Nuova Venezia, se possiamo adesso chiamarlo così, tornando al Storicizzando. 1989, e a lui la prima parte di questo intervento. Grazie. Allora, io cerco di tratteggiare una panoramica di avvenimenti, date, per cercare di ricreare un po' quella che era la situazione, il clima politico, ma direi anche l'atmosfera a Venezia, nella provincia di Venezia in quel periodo, anche immediatamente prima all'elezione a segretario di Occhetto, che sappiamo è del giugno dell'88, no? Poche settimane dopo l'infarto che colpì Natta. Allora, diciamo che con le elezioni amministrative e regionali che si svolsero assieme il 12 e il 13 maggio del 1985, la mappa delle giunte in regione, nella provincia di Venezia e in comune di Venezia cambia radicalmente. Avviene che il Partito Socialista, in particolare il ministro Gianni De Michelis, adesso non mi soffermo su chi era, sul suo percorso, lo do per scontato, decide di trasferire a Venezia e in Veneto e a Venezia l'alleanza di pentapartito che è al governo da diciamo 5 anni, anche se sono qualcuno di meno, insomma 4 anni, 3-4 anni governa a Roma. Succede che in regione Carlo Bernini è il gran capo dei Dorotei Veneti, che aveva guidato già la giunta con un'alleanza con i socialdemocratici dopo 10 anni, ricordiamocelo bene, di monocolore democristiano, si mette alla testa di un governo, di una maggioranza che a questo punto comprende DC, PSI, PLI e socialdemocratici, non ci sono i repubblicani. In provincia, ecco che cominciamo ad arrivare a Venezia, in provincia è un altro democristiano, si chiama Orlando Minchio, era stato sindaco di Dolo, guida una giunta che prevede democristiani, socialdemocratici, ma anche socialisti e repubblicani che fino a qualche settimana prima sostenevano il comunista Ruggero Sbroggiò. Il comune di Venezia si conclude come di un'epoca decennale di giunte di sinistra guidate da Mario Rigo, sindaco Mario Rigo, vice sindaco Pellicani, e poi negli ultimi 2 anni, dall'83 all'85, al posto di Pellicani c'era Paolo Cacciari. Allora, il nuovo sindaco è Nereo Laroni, una giunta non di pentapartito perché non ci sono i repubblicani, però, come dire, si salda, questo progetto viene calato nella realtà veneta. Ma non è solo una questione, come dire, di formule politiche, di alleanze da rispettare, eccetera, perché in gioco ci sono grandi progetti per tutto il Veneto e per Venezia in particolare, con i relativi finanziamenti da garantire, dei lavori da affidare a imprese pubbliche e private. 2 sono gli esempi, come dire, fondamentali che si fanno in questi casi e facciamo anche oggi. Siamo nel 1985, comunque nell'82, 3 anni prima, si era già costituito il Consorzio Veneziano Nuova, che poi, in base alla legge dell'84, diventa concessionario per, come sappiamo, gli studi, la progettazione, la sperimentazione e la realizzazione delle opere di salvaguardia. E guarda caso, la concessione c'era dall'84, però guarda caso comincia a operare, a muoversi, muove i primi passi proprio nel 1985, dopo aver calibrato con attenzione anche la presenza e la partecipazione delle imprese dentro del consorzio. Nel 1987, questo è il secondo esempio che faccio del perché
diciamo così, perché nasce a Venezia il pentapartito, perché lo riportano qua, perché è importante col collegamento con la regione, eccetera, eccetera. Nel 1987, cioè 2 anni dopo, De Michelis lancia l'idea in un'intervista per il momento, l'idea di candidare Venezia alla esposizione, a sede dell'Esposizione Universale del 2000. Dopo la costituzione del consorzio Venezia Expo, che raggruppa 38 imprese, non piccola cosa, dalla Fiat all'Olivetti, dalla Fininvest alla Bastogi, Benetton e via andare, e dopo la messa a punto di una serie di progetti che puntano soprattutto su opere da realizzare a Tessera, in Laguna e all'Arsenale, la candidatura viene presentata ufficialmente, viene lanciata nel febbraio del 1989. Vediamo, gli anni sono quelli. Ecco, è in questo scenario che il PC veneziano, è con questo scenario che il PC veneziano si trova a dover fare i conti, pur essendo rimasto a dover fare i conti nel senso di trovarsi al di fuori della giunta comunale, pur essendo rimasto sempre il primo, dal 1975, il primo partito della città, e avendo perso, adesso fa un po' ridere anche, soltanto 4 punti in percentuale rispetto al massimo storico, e non perché li ha persi chissà dove, eccetera, ma perché in quegli anni sono gli anni in cui sono cresciute le forze, le formazioni ambientaliste, ecologiste, allora poi ambientaliste. Ecco, gli anni 80 quindi si caratterizzano proprio per la questione ambientale, le scelte di salvaguardia e di un modello economico che sia compatibile con la fragilità della città e che cerchi di fermarne il declino e lo spopolamento. Qui faccio una riflessione mia che però ci legherà subito a delle altre scadenze che ci sono state in quegli anni. Che cosa è mancato? Il PC, diciamo, non ha di per sé una responsabilità, abbiamo detto che è un partito forte. Prima Pierangelo Molena diceva ancora i dati degli iscritti alla fine degli anni '80. Dal mio punto di vista, comunque, io credo che ci sia stata che non sia sbagliato dire che c'è stata una mancanza di una progettualità forte che su un piano diverso dall'idea dell'Expo di De Michelis, attorno alla quale cercare di raccogliere un consenso maggioritario, no? Forse porsi un progetto un po' più ambizioso dopo 10 anni di giunte di sinistra che forse stavano cominciando a lavorare un po' sul tran tran. Non a caso, ci ricordiamo ancora adesso che di un avvenimento, di una cosa che è stata importante proprio perché in quegli anni poneva al centro di nuovo poneva la centralità del programma, che è il convegno organizzato nel giugno del 1988, quindi appunto dopo, dall'Istituto Gramsci Veneto, che era il convegno sul tema Idea di Venezia. È da lì che inizia poi il percorso, no, che porterà alla nascita della lista, il PC Il Ponte nel 1990, ma questo poi ne parleremo. PC Il Ponte era quello del primo Cacciari di Paolo Ceccarelli, rettore dello IUAV, tanto per capirci. Ma credo che questo ne parleremo dopo. Torniamo un attimo. Allora, c'è diciamo, il pentapartito, chiamiamolo così, anche se i repubblicani non ci sono, grazie a Dio, a Venezia, ma insomma questo scenario da pentapartito e degli interessi estremamente forti. Alla vigilia, diciamo, quando sale alla segreteria, diventa segretario del PC Achille Occhetto, però a Venezia cambia tutto di nuovo. Cioè, proprio sotto la pressione del PC, dei Verdi ed anche dell'opinione pubblica non solo veneziana, la giunta di Laroni va sotto, finisce sotto sui temi della salvaguardia, della legge speciale e dell'idea dell'Expo.
È una crisi durissima, dura mesi, e soltanto nel febbraio del 1988 il repubblicano Antonio Casellati viene eletto sindaco con 37 voti, 5-6 franchi tiratori, alla testa di quella che verrà definita la maggioranza rossoverde, che comprende il PC, il PRI, il PSI, il PSD, i repubblicani e i verdi. Vice sindaco è De Piccoli, e anche se Cesare De Piccoli ha una storia lunga, diciamo che da lì comincia tutto praticamente per lui. È una novità nel panorama nazionale. Credo, molti se ne sono, come dire, se ne sono attribuiti il merito di queste operazioni anche nel mondo ambientalista. Io credo che per quanto riguarda il PC ci sia stato davvero un concorso di squadra. Quella era una fase in cui la gestione del partito avveniva in maniera unitaria, le componenti non erano in un periodo di particolare lite o di dibattito acceso. Comunque credo che un contributo di squadra, sicuramente, un risultato di squadra, un contributo sicuramente importante, secondo me l'ha avuto comunque in quella fase Gianni Pellicani, anche per il tipo di rapporto che aveva instaurato con Bruno Visentini, che era nel Partito Repubblicano, di cui era presidente, in qualche modo faceva da contraltare a Spadolini, il primo presidente non democristiano, no? Di qualche anno prima, e contemporaneamente era presidente della CINI e era anche in Consiglio Comunale a Venezia. Bene, siamo quindi all'elezione della svolta della Giunta Rossoverde, 1988. Un anno dopo, io ricorderei due passaggi, perché nella ricostruzione, come dire, storica, ma poi anche politica, hanno un loro significato, anche se non sono grandissimi avvenimenti. Uno lo ricordava già Molena prima. Il 18 giugno ci sono le elezioni europee. Cesare De Piccoli, che resta e è il vice sindaco a Venezia, viene eletto a Bruxelles, a Strasburgo, Bruxelles-Strasburgo. E è una dimostrazione di forza. De Piccoli era stato il segretario regionale fino a un anno prima, e nel vasto collegio, circoscrizione collegio delle europee, riesce a stabilire, a stringere un'alleanza vincente con il partito dell'Emilia Romagna, grazie anche a questa sua esperienza precedente da segretario regionale. Sempre in quel periodo, più o meno un mese dopo, a 4 mesi di distanza dal 18° congresso del PC, che si era tenuto in marzo a Roma, Occhetto, per rilanciare il PC come alternativa di governo, presenta il cosiddetto governo ombra. Non ha avuto una lunga storia, perché poi col PDS nel 92 verrà chiuso. Comunque presenta il governo ombra e indica come coordinatore Gianni Pellicani, che era come coordinatore Pellicani, che era come dire, un collaboratore amico di Giorgio Napolitano, il leader della corrente migliorista, e di quel governo ombra fanno parte autorevoli esponenti di tutte le correnti del PC e anche alcuni tecnici di area. Ecco, sottolineo queste due cose perché comunque danno la dimensione anche di quelli che erano i protagonisti veneziani di quell'epoca. Ecco, nel frattempo però Venezia si trova, a Venezia avviene un altro colpo di scena, il concerto dei Pink Floyd, cosiddetto, il 15 luglio del 1989, non è è un concerto, come dire, politico, tra virgolette, poi Cesare De Piccoli probabilmente ne parlerà, perché il promoter veneziano Fran Tomasi organizza questa penultima data della tournée dei Pink Floyd in Europa e riesce a organizzarla nel giorno del Redentore nella sua città. Il concerto, sostenuto da De Michelis, che ne vede quasi una prova dell'Expo 2000, e soprattutto da il Laroni, che non più sindaco, era però assessore alla cultura della giunta rossoverde. Il sindaco Casellati
quando apprende dell'iniziativa prende tempo, poi decide di non firmare le autorizzazioni, per cui all'ultimo momento del 15 luglio, io la ricordo bene quella data perché poi è il mio compleanno, il 15 luglio, per cui il 15 luglio del 1989 Cesare De Piccoli, qualche ora prima dell'inizio del concerto, si prende la responsabilità di firmare lui le autorizzazioni perché ormai Venezia era invasa da circa 200.000 fan e si rischiava veramente qualcosa di grosso. Io non mi dilungo adesso sul concerto dei Pink Floyd, naturalmente, dico solo che comunque le polemiche sono state successive, sono state pesanti, anche perché la città si era dimostrata completamente impreparata. Pensiamo solo che l'AMIU, il servizio di raccolta dell'immondizia, organizzò la raccolta, cominciò la raccolta il pomeriggio del lunedì successivo al sabato notte. Okay? Dovette intervenire l'esercito in quella circostanza. Poi ci furono anche polemiche strumentali e sbagliate a proposito di vandalismi, appunto, veri o presunti su questa cosa. In ogni caso, di fronte a questa reazione che ci fu grossa, il 24 luglio la giunta si dimette, ma di lì a poche settimane viene praticamente rieletta una giunta fotocopia a parte qualche socialista che cambia. Ecco, perché è importante il concerto dei Pink Floyd? Perché comunque sull'onda lunga delle polemiche per quel concerto votano contro la candidatura di Venezia, ecco un fatto politico importante, la candidatura di Venezia all'Expo del 2000, il Consiglio Comunale, praticamente subito, il 4 settembre se non sbaglio dell'89, più avanti il Parlamento Europeo nel maggio del 1990, con un risultato clamoroso, 190 contrari alla candidatura, adesso andiamo al sodo della cosa, e solo 5 favorevoli. Dopo il Parlamento Europeo è la volta del Senato che si esprime su una mozione del senatore Massimo Riva della sinistra indipendente e addirittura a maggioranza assoluta, 164 voti, si schiera contro la candidatura di Venezia e chiede al governo Andreotti di allora, De Michelis nel frattempo era diventato ministro degli esteri, chiede di ritirare la candidatura che il giorno dopo doveva essere valutata dall'ufficio del BIE a Parigi. Ecco. Tra l'altro alla Camera c'era stato un dibattito su Venezia, la cosa, non si era arrivati a un voto, c'erano solo mozioni e interpellanze, ma si stava preparando una presa di posizione come quella del Senato. Cioè veramente questo fatto era diventato un fatto importante nella politica nazionale. In extremis la candidatura viene ritirata e il 14 giugno Hannover la spunta su Toronto. Ecco, una vittoria, come dire, di un fronte decisamente ampio e articolato, nel quale il PC comunque ha avuto un ruolo di punta. Non da solo, sicuramente, ma l'ha avuto. Ecco, nel frattempo però, torno indietro ma poi ho finito, 6 mesi prima c'era stata la svolta della Bolognina il 12 novembre dell'89, 3 giorni dopo la caduta del muro di Berlino. E qualche mese prima, cioè, scusate, stavo facendo i conti dei mesi, adesso non riesco a farlo, comunque dal 7 all'11 marzo del 90, il 19° congresso del PC, quello delle tre mozioni, per capirci. Un congresso con il quale Occhetto propone di aprire la fase costituente di un partito progressista nuovo nel solco dell'internazionale socialista. Tutte parole, il progressista, socialdemocratico, internazionale socialista, che hanno scandito la vita del Partito Comunista degli anni '80. Allora, in quel congresso Occhetto ottiene il 67% dei voti,
Natta e Ingrao, che si oppongono al cambio di nome, del simbolo e della tradizione del partito, raggiungono il 30, Cossutta, che ha più o meno la stessa posizione, però ancora più marcata, per così dire, raggiunge il 3. Ecco, perché mi sono soffermato unico caso su questo congresso del PC, come l'aspetto nazionale? Perché in provincia di Venezia quel congresso segna, oltre alla spaccatura sulle tre mozioni, anche una profonda divisione tra i sostenitori di Occhetto, quelli che fino a quel momento erano andati senza apparenti come dire, dibattiti e forme, prese di posizione particolari. Cioè avviene nel 90, la fine della gestione con il XIX congresso, la fine della gestione unitaria del partito, la maggioranza, ne accennava prima Molena, elegge segretario Maurizio Bacchin, sindaco di Mira, e è guidata da De Piccoli, Walter Vanni, Renato Morandina, Delia Murer e Michele Vianello. Finiscono in minoranza, finisce in minoranza una componente che ugualmente sostiene Occhetto, che è appunto la componente dei miglioristi, che a livello nazionale sono Napolitano, Macaluso e Gerardo Chiaromonte, e che a Venezia è rappresentata soprattutto da Pellicani, ma anche importante, soprattutto se guardiamo alla provincia, Lucio Strumendo e Rudi Varisco a Chioggia. Ecco, quindi finisce la gestione unitaria, il PC non è in via di scioglimento, comunque. Ecco, per quanto riguarda gli altri, tra gli ingraliani io ricordo Chinello Cesco Chinello e Paolo Cacciari e Paolo Peruzza, che poi vedremo, penso che ci arriveremo, avrà un percorso diverso. Ecco, io a questo punto, dopo aver detto queste cose, mi fermo e vorrei sentire che cosa racconta De Piccoli, semmai poi ci sarà l'occasione, credo, di approfondire alcuni passaggi come quelli che hanno visto protagonista la giunta rosso-verde, e io penso anche quella delle comunali del 90 con la lista appunto PC Ponte, che si svolge per le elezioni comunali del maggio 90, che cadono a metà strada tra il 19esimo e il 20esimo congresso, quello dello scioglimento di Rimini. E poi non so se i nostri amici ricercatori, magari anche loro hanno qualcosa da domandare a De Piccoli. Mi sentite? Sì. Io ho finito. Per il momento ho finito. Vai Cesare, vai. Comincio io. Ma intanto vi saluto tutti quanti, mi fa molto piacere essere con voi, ripercorrere ormai tanti anni. Una volta si diceva ci fa sentire giovani, ma insomma non è proprio così. Cerchiamo di tenerci al meglio. Io confesso che davvero negli interventi, quando si parlava in pubblico, si diceva sarò breve, e poi parlavamo per circa un'ora. Non sono più abituato a parlare in pubblico, tra l'altro adesso ancora meno in conference call come stiamo facendo in questo momento, quindi sicuramente vi deluderò. Sono facilitato dalla esposizione che ha fatto Gigi Cortese, che lo ringrazio perché ha fatto da serio professionista una ricostruzione molto meticolosa, sia delle vicende soprattutto veneziane, ma qualche anche riferimento molto preciso a livello nazionale. L'intreccio con la conclusione della PC e il passaggio a PDS, come si caratterizza a Venezia, un po' una fotografia anche diciamo dei protagonisti di allora, delle loro convergenze, delle loro anche
divisioni, cominciavamo a metterci le casacche, insomma si stavano formando le correnti, insomma finiva il centralismo democratico, si costituivano le correnti. Tra l'altro non ci si deve scandalizzare, perché poi nel primo congresso le correnti del PDS vengono riconosciute per statuto, addirittura sono previsti anche dei finanziamenti per favorire l'attività propagandistica, formativa a livello di correnti. Voglio dire che c'era un po' meno ipocrisia di adesso, no? Adesso ci sono gestioni unitarie, ma che poi tutti quanti sanno che non sono unitarie, insomma, ecco, quindi confesso un po' meno ipocriti a quel tempo da questo punto di vista, e non tanto più divisi, ecco. Cosa dire rispetto a quello che già Gigi ha detto, perché preferisco poi, se c'è qualche domanda più specifica, insomma, più diretta. Mi pare interessante il cosiddetto, anche questo termine abusato, laboratorio veneziano, però insomma prendiamo quei 3 anni, no? 88-91, si sta concludendo la storia di uno dei più forti partiti comunisti italiani, e Venezia era uno dei punti di forza di questo partito comunista italiano, uno dei punti di forza, soprattutto perché aveva 2 cose straordinarie: la classe operaia di Porto Marghera, che era il polo industriale più importante d'Europa, e una città storica come Venezia che metteva in campo dei intellettuali di prestigio nazionale, insomma, quindi da Luigi Nono a Vladimiro Dorigo, quindi personaggi straordinari da questo punto di vista. Non voglio Marino Berengo, potrei continuare a citarne a decine, insomma, da questo. Quindi davvero c'era un rapporto intellettuali e classe operaia. Si costruisce la prima giunta rosso-verde d'Italia, e quindi da questo punto di vista un piccolo contributo. Cosa dire di quella fase? C'era il pentapartito, si apre una discussione in consiglio comunale su far partire, perché allora non era ancora il MOSE, era il progettone, ancora più invasivo dal punto di vista delle opere irreversibili. La giunta vuol far partire, in accordo con il magistrato alle acque, la diga al Bacan. Su questo si apre un dibattito molto forte in consiglio comunale. Io sono capogruppo, capisco che c'è una parte del Partito Socialista, mi ricordo anche lui, purtroppo non c'è più, Emilio Greco, che fa la famosa frase più verde meno cemento. Capisco che quindi si apre una contraddizione, si va a un incontro riservato con Mario Rigo, che non è più sindaco e parlamentare europeo, e Sergio Vazzoler, che anche lui consiglio comunale socialista, quindi con 2 socialisti della componente non di De Michelis. Mi par di capire che sono disponibili a fare lo strappo. Se ne parliamo con un altro carissimo, e purtroppo non c'è tra noi, con Gaetano Zorzetto, anche lui un protagonista della vicenda politica veneziana, quindi amatissimo pro sindaco di Mestre, e sentiamo quindi che si può cominciare a costruire qualcosa di importante. Ne parlo con Gianni Pelicani, che appunto, come è stato ricordato, è dirigente nazionale, membro della segreteria del PC, e lui ne parla con Visentini, che anche lui era senatore della Repubblica. Quindi questo è un po' le cose che mi ricordo, e si decide di prendere quindi questo punto forte del progettone e quindi della salvaguardia della laguna. Quindi vedete che siamo nel 1988, quindi no, perché qualcuno pensa che la storia politica sia nata qualche anno fa, quindi, e su quel punto si crea la crisi. Nereo Laroni dà le dimissioni perché è convinto che
che non ci sia una rottura tale nel Partito Socialista che si possa ricostituire quindi il pentapartito, commette un errore da questo punto di vista, perché invece la rottura c'è, si costruisce un'alleanza con un altro protagonista, il Consiglio Comunale dei Verdi con Stefano Boato, e nasce la giunta rossoverde. Quello è un punto quindi forte che mi pare che è la prima giunta rossoverde in Italia. Ecco. Da questo punto di vista mi pare importante, ecco, ricordare questi Abbiamo perso Cesare. Cesare, pronto? Eccoci qua, eccoci qua. Non so se ho ripristinato l'audio. Sì, sì. Continua pure. Pronto? Ci senti tu, Cesare? Ci senti? Ci senti? Mi sentite? Sì. Bene. Quindi basta. Quindi là nasce la giunta rossoverde, poi per quanto riguarda invece la vicenda del Partito Comunista, questa si intreccia con la vicenda nazionale, si creano a Venezia i primi schieramenti, non solo all'interno appunto dello schieramento vincente che della mozione Occhetto, si preparano poi nel secondo congresso quelli che diventeranno la scissione, quindi l'uscita a Venezia di Paolo Cacciari, di Cesco Chinello, mentre Paolo Peruzza rimane nel partito. Ecco, quindi mi fermo qua, perché poi se ci sono magari delle domande più specifiche rispondo volentieri. Intervengo solo per dire che, oltre naturalmente a invitare chi è presente appunto in questa riunione Zoom a intervenire, anche chi sta seguendo appunto questo incontro in streaming su YouTube può intervenire attraverso la chat e porre domande. Con un po' di pazienza dovremmo riuscire a leggere e a riportarle. Ecco, non so se allora se Stefano Galanti o Giacomo Venturato, che sono tra i futuri intervistatori, vogliono dire qualcosa o vogliono intervenire dopo. Come... Oppure sicuramente Cortese ha già qualche domanda da fare. Devi accendere l'audio, Gianluigi. Ci dimentichiamo. Non sento niente. Non senti? Ecco, questo è il problema. Adesso ci sono, scusate. Allora, anche per chiudere tutta una cosa e passare oltre, però dopo tanti anni ci sono un paio di curiosità che Cesare mi deve togliere. È sparito lui. No, eccolo qua. Allora, abbiamo già detto quanto è importante la giunta rossoverde, adesso non facciamo... io credo che dal punto di vista personale quel passaggio amministrativo e politico segni anche una svolta verso l'alto per De Piccoli. Per cui immagino, e me ne ha dato dimostrazione, immaginavo, ma me ne ha dato dimostrazione prima, che ne conservi un bellissimo ricordo. Ma ci sono stati anche momenti difficili, come quello dei Pink Floyd, del concerto dei Pink Floyd, per esempio, che ricordavo prima. E allora una domanda è, se quella firma messa all'ultimo momento per evitare guai peggiori, poi ha pesato sul suo percorso politico. La seconda cosa che volevo sapere è, ma è una curiosità, il 12 novembre del 1989, quando Occhetto annuncia la svolta, dov'era De Piccoli e qual è il primo dirigente del PC con il quale, il primo o i primi dirigenti del PC con i quali ne parlò? Ma rispondo volentieri alla seconda domanda di Gigi. Il 12 novembre era domenica.
Il 10, quindi mi ricordo benissimo che era venerdì mattina, ero a Bruxelles perché allora il Parlamento europeo si faceva a Strasburgo una settimana al mese, mentre le commissioni e le riunioni di gruppo erano a Bruxelles. E il venerdì mattina noi rientravamo verso mezzogiorno, insomma, rientravamo in Italia e stranamente è arrivato Occhetto. E chiedo a Luigi Colaianni, che era il nostro capogruppo, grande amico di Achille Occhetto, un grandissimo amico. Dico, ma cosa ci fa il segretario qua? Perché di solito, insomma, se veniva qualche volta, veniva a Strasburgo a fare qualche intervento in assemblea plenaria. E mi fa una battuta vaga, insomma, non ci risponde, insomma, seriamente. E quindi noi rientriamo e alla domenica c'è la svolta. E quindi a lunedì, quando andiamo su Strasburgo, perché c'era la sessione, immaginatevi quindi il dibattito, la curiosità, eccetera, eccetera. E Luigi Colaianni ci dice che era venuto a Bruxelles il venerdì perché alla sera andava in un ristorante in cui andavamo spesso anche noi da Vincent, dietro la Grand Place a Bruxelles, si incontrava con Kinox, che era il segretario socialista europeo, che gli anticipava che avrebbe fatto quell'intervento e che quindi avrebbe fatto la svolta mettendo fine al Partito Comunista Italiano. E quindi da questo punto di vista questo è stato un impatto diretto con dove mi trovavo, con chi ne ho parlato e da questo punto di vista quindi ho avuto modo di avere le reazioni, ecco, credo si possa dire, avevamo un gruppo straordinario, il gruppo del Parlamento europeo, anche qua persone che care che non ci sono, come Renzo Imbeni, che sindaco di Bologna, Luciana Castellina, e c'era anche Giorgio Napolitano. E alla sera a Strasburgo insieme andiamo a cena con Barzanti, in cui vivevamo insieme perché avevamo preso una lodging track insieme a Barzanti e che è sindaco di Siena, e a Giorgio Rossetti di Trieste. Andiamo al ristorante e c'era anche Giorgio Napolitano. Credo che si possa tranquillamente dire che Giorgio Napolitano era d'accordo con la svolta perché già nel 1986 sosteneva la necessità appunto anche di un'evoluzione del Partito Comunista Italiano, e quindi allora si discuteva se chiamarlo Partito Laburista, eccetera. Quindi non era in dissenso di linea, però come tutti quanti i grandi padri nobili, che poi abbiamo visto si sono divisi, quindi Giorgio Napolitano, Paietta, Tortorella, Natta ovviamente, Ingrao, persone che pregiudizialmente non erano contrari, perché la rottura era avvenuta anni prima con Berlinguer, con Cossutta, cito invece questi nomi, e anche Giorgio Napolitano, insomma, un po' stizzito dal punto di vista, lui l'aveva definito di metodo, lo era, perché in qualche modo avrebbe preferito che Occhetto, prima di annunciare in solitaria la svolta ai partigiani alla Bolognina, forse i padri nobili del Partito Comunista fossero informati. Questa cosa poi in alcuni ha pesato da questo punto di vista. Veniamo ai Pink Floyd, ma come sempre voi sapete che le vittorie hanno tanti protagonisti, no? Quando si prende una botta bisogna cercare cosa? Un capo espiatorio. E allora due anni dopo il presidente di allora della Corte dei Conti, che aveva bisogno nella sua inaugurazione di trovare dei capi espiatori, e chi trovò? Il vice sindaco comunista di Venezia e la dottoressa Demin, che era una semplice funzionaria che non conoscevo, tra l'altro, della soprintendenza, mentre invece chi era stata protagonista e che poteva fermare il concerto era la Margherita Asso, la potente Margherita Asso. Non so se mi sentite.
perché mi hanno interrotto. E allora da questo punto di vista, cosa dire? Allora, insomma, avevamo un grande senso di responsabilità. È ovvio che io su quel concerto non avevo una responsabilità diretta, perché avevamo nominato una commissione che se ne doveva occupare ad hoc di 3-4 assessori. Io ero in campagna elettorale per il Parlamento europeo, quel giorno però ero vice sindaco e Tony Casellati, mi ricordo, la mattina, quando già c'erano migliaia di ragazzi che venivano da tutta Europa, che avevano già invaso la piazza San Marco, disse, insomma, io non me la sento, insomma, ti delego e cerca di dirigere tu quello che si può fare in quella pesantissima giornata. Perché, come dice Gigi Cortese, ormai si era caricata di significati politici, di schieramenti, di logiche, si erano rotture in consiglio comunale, eccetera. È ovvio che con grande angoscia ho seguito quella giornata, perché se succedeva qualcosa c'erano responsabilità reali. Per fortuna, appunto, non c'è stato nessun incidente, nessun fatto negativo. Sì, la piazza è stato un bruttissimo spettacolo, però dopo ne ho visto negli anni successivi, non c'erano i Pink Floyd, però ho visto baccanali alla notte di Capodanno, dove appunto con quintali di bottiglie rotte, eccetera. Quindi il bacanale anche a Capodanno è continuato in quella piazza, però quella vicenda ovviamente è stato un fatto negativo che ha dimostrato il limite che la città aveva. Alle 8:30 di sera, quando il segretario generale è venuto con l'atto che aveva la commissione provinciale di vigilanza, aveva dato via libera al concerto, ma c'era bisogno della firma del sindaco. Il segretario generale, allora professor D'Ancona, mi disse: ma mettiamo una formulazione cautelativa, però se te la senti devi firmare, perché altrimenti qua se non parte il concerto rendiamoci conto cosa succede. Non ci ho pensato un minuto e ho firmato, cosa che rifarei anche adesso tranquillamente. Ho pagato per quella firma? Sì, perché sono diventato il capo espiatorio per aver autorizzato il concerto. Ho pagato all'interno del mio partito? Sì, perché anche all'interno, senza le ipocrisie, dicevo prima, si è aperto sicuramente una battaglia politica, e dove hanno cercato di farmela pagare sul fatto che, insomma, non mi pare di dire cose strane, 30 anni dopo ero abbastanza un candidato a sindaco naturale nel 1990, e quindi un vice sindaco che tutto sommato aveva fatto abbastanza bene, parlamentare europeo. Ricordo che la città di Venezia presi 12.000 preferenze, perché allora c'erano le preferenze, in provincia di Venezia 22.000 preferenze, quindi vuol dire che tutto sommato c'era un rapporto abbastanza buono con l'elettorato, però si aprì ovviamente la discussione in vista delle elezioni del 1990, e da questo punto di vista si capì. Mi ricordo un colloquio con Occhetto che dice: ma io vorrei tentare di fare anche un'operazione politica. Dico: bene, guarda che se non c'è tutto il consenso necessario per la mia candidatura non c'è problema, continuo a fare il parlamentare europeo. Tra l'altro, una volta se venivano puniti, ti mandavano all'esilio, essere, insomma, premiati col parlamentare europeo non era tutto solo, per uno come me che veniva dalla gavetta non era male. Ho concluso. Domande da parte di Galanti Venturato? Vabbè, io vado avanti, te ne faccio un'altra per cercare di fornire a loro. Morena, dici tu, poi dimmi i tempi e le cose, per magari fornire a loro anche qualche nome in più, come dire, che gli può essere utile nelle cose. Rimaniamo su questo, rimaniamo su quel periodo e parliamo, però basta come dire, non tanto della vicenda personale, è sempre politica, di De Piccoli, però di quel passaggio lì del 1990 a Venezia. Le elezioni sono il 6 e 7 maggio, quindi subito dopo
il 19° congresso. Viene presentata la lista PC il Ponte. Tu hai già cominciato ad accennare. Occhetto ti dice, io ho in testa di fare qualcosa, eccetera, eccetera. Io vorrei che ne parlassimo un attimo meglio e soprattutto cercando di far emergere un po' anche i nomi e cose dei protagonisti, ripeto, perché può servire anche a chi deve fare poi questa ricerca. Quanto fu difficile quel passaggio? Nel senso, intanto, scusate, diamo per scontato, ma non diamo per scontato nulla, il ponte, come dire, è una cosa in qualche modo che si individua con Massimo Cacciari, cioè ricordavo prima, nel 1988 il convegno dell'Istituto Gramsci, Idea per Venezia, al quale partecipano molti importanti anche docenti universitari, ricercatori, ma voglio dire Paolo Costa aveva fatto la ricerca sul turismo, appunto i flussi turistici, il turismo a Venezia, oltre che, se non sbaglio, si è occupato lui del problema della casa. Marino Folin si è occupato di altre robe, Romanelli, eccetera, eccetera. Un mondo comunque anche un po' più ampio di quello che era strettamente il mondo del Gramsci. Detto questo, da lì nasce un percorso che assume Cacciari con l'aiuto assieme anche a Paolo Ceccarelli, che arriva al 90, alle elezioni del 90. Dicevo De Piccoli, allora quanto è stato difficile quel passaggio? Io ricordo discussioni intanto molto vivaci al vostro interno, al di là del fatto che Occhetto ti ha detto così e io ho detto per carità resto nell'esilio dorato di Bruxelles. Ma De Piccoli era sicuramente tra coloro che opposero le maggiori resistenze a questo progetto, che è legittimo naturalmente. Ricordo che in quel periodo Fassino, che se non sbaglio era responsabile dell'organizzazione ma degli enti locali anche del partito, era praticamente di casa a Venezia in quei mesi lì, era sempre qua perché cercava una soluzione al problema di come si sarebbe presentato il partito. Ecco, quindi questo aspetto. Il secondo, che forse è quasi più importante, visto a distanza di anni, perché secondo De Piccoli la lista PC Il Ponte raccolse solo il 23,6% dei voti, che è poco se riguardiamo i dati dell'85, ma anche i dati successivi. 3 anni dopo, lo stesso Cacciari, cioè non lo stesso Cacciari, all'epoca di Cacciari sindaco, il PDS raggiunse il 26%, pur essendoci di fondazione comunista con il 6,5%. Quindi, voglio dire, quanto è stata difficile fare il ponte, il PC Ponte? Sì, chiaro, ti rispondo. E perché? Ma parlando già di Pink Floyd, appunto in qualche modo ti ho detto sono cominciate anche appunto un confronto e quindi anche una battaglia politica sul governo della città, e questo attraversa la sinistra ma attraversa anche l'allora PC. E tutto diventerà più chiaro più avanti da questo punto di vista. In discussione non era il problema quindi del sindaco, non era il problema del sindaco, e il dibattito dove su che punto si verte se questa operazione Idea di Venezia con Massimo Cacciari era un elemento di novità di ceto politico, quindi da questo punto di vista, perché è appunto un importante intellettuale della città, ma come questo si rapportava con la giunta rosso-verde e come si rapportava con la storia del PC di allora. E questo l'elemento che noi, quindi io tra questi, sottolineavamo, non era solo un elemento di novità, di innovazione, ma anche un elemento di rottura. Da questo punto di vista, e non si considerava fino in fondo che già l'esperienza della giunta rossoverde era stato il fatto politico più significativo, e su quel solco casomai si doveva continuare, perché su quel solco appunto tutto il Partito Comunista si sarebbe riconosciuto, e quindi anche lo scarso risultato elettorale si spiega
con il fatto che una parte del nostro elettorato di sinistra sicuramente non aveva capito quel senso di quell'operazione. Poi diventerà più chiara questo aspetto più avanti, perché dentro, appunto, nel cambio del nome c'era anche qualcosa di più profondo da questo punto di vista, e quindi anche un cambiamento anche che coinvolgeva la cultura politica di quello che era stato quel partito. La direzione di marcia, si aprono al dibattito delle correnti, perché il superamento del PCI non va verso un tradizionale partito socialdemocratico, come per esempio era una cosa più cara a una parte del partito che è rappresentata da Giorgio Napolitano e da Luciano Lama. C'è invece un tentativo di un percorso più originale, che poi non porterà a un grosso risultato, che costrinse Occhetto alle dimissioni nel 1994. Quindi sullo sfondo ci sono tutte quante questi elementi. Quel tempo sicuramente c'erano le nostre ambizioni personali, giocavano, ma non erano, e posso anche dire non potevano allora diventare prevalenti. Il Partito Comunista era una comunità di persone troppo forte per consentire le ambizioni personali di prevalere. E quindi quello che era prevalente in quelle discussioni era anche valutazioni politiche differenti. Se ti ricordi, Gigi, proprio nel luglio, quando si ricostituisce la giunta, dopo la vicenda Pink Floyd, c'è una pagina della Nuova Venezia, un'intervista a te, mi fai un'intervista di un'intera pagina, dal titolo in cui appunto dico: io sono d'accordo con l'operazione Idea di Venezia di Massimo Cacciari, non sono d'accordo con la giunta dei professori. Sarebbe interessante discutere tutto quanto l'arco che va poi da Massimo Cacciari a Costa a Orsoni, e il bilancio di questi 20 anni nella città di Venezia da questo punto di vista. Quindi in quei 3-4 anni che stiamo così affrontando in maniera abbastanza veloce, sono stati poco approfonditi nella storia politica di Venezia, perché là ci sono anche i germi delle novità, ma anche dentro ci sono anche, perché il partito, non solo il Partito Comunista o il Partito Socialista, ma perché la sinistra perde peso a Venezia, perché adesso da 8 anni è all'opposizione, perché la sinistra è quasi irrilevante dal punto di vista politico e programmatico. Ci sono tanti motivi da questo punto di vista. Ricordo che in quell'esperienza, appunto 40 anni fa, la rottura, proprio visto che stiamo ancora discutendo dei temi ambientali a Venezia, stiamo ancora discutendo di porto, di grandi navi, di Porto Marghera, eccetera, di questioni irrisolte, quindi non è un dibattito solo storico, si tratta di capire perché i risultati di oggi, forse qualcosa in nuce già allora si poteva avvertire. Scusami, perché prendo atto, avrei anch'io delle cose da dire, ma non intervengo sui contenuti, la strategia, le cose politiche o i percorsi. Però è assolutamente importante quello che tu dici, cioè la riflessione che tu proponi. Tra l'altro ti potrei anche dire che peraltro sarebbe da capire anche, fare una riflessione sul perché in quegli anni 80, precedenti all'89, tutto sommato da parte del PC non ci fu una riflessione immediata su quello che stava procurando la crisi di Porto Marghera, per esempio, la crisi occupazionale, che non era, non te la faccio trattare, ma non era soltanto una questione occupazionale, diventava decisiva anche per quello che sarebbe stata Venezia, perché Venezia ma se mi permetti Gigi, se mi permetti, anche sempre per offrire uno spunto alle persone che poi dovranno da questo punto di vista approfondire e rileggere, un altro argomento che vorrei mettere in campo
oltre appunto abbiamo visto l'Expo, eccetera, quindi i contenuti di quel dibattito politico e di quelle rotture politiche. Pensiamo al piano comprensoriale per Venezia. Noi facciamo come giunta di sinistra il sindaco, presidente Casellati, i primi anni 80, presidente Casellati, io sono membro del consiglio di comprensorio, approviamo il piano comprensoriale e poi la regione, pentapartito, DC e PSI, boccia il piano comprensoriale che il segretario generale è Vezio De Lucia, c'è Edoardo Salzano, c'è Valerio Bottino, cioè il meglio della cultura, quindi il PC non è che non aveva basi programmatiche, abbiamo un'idea di Venezia diversa da quella dell'Expo. E non è un caso che i protagonisti del no all'Expo sono in Parlamento europeo. E sono in Parlamento europeo perché c'è la giunta di rosso-verde e le mozioni che vengono presentate al Parlamento europeo, mi piace ricordarlo, le mozioni sono firmate da Visentini, Giscard d'Estaing, Simone Weil, conservatori inglesi e sì, anche Cesare De Piccoli. E quindi è il Parlamento europeo che ha una sensibilità su Venezia che blocca l'Expo prima del Parlamento nazionale. Perché il Parlamento nazionale non arriva prima dell'Expo? Perché il voto del Senato si accoda e la Camera neanche si pronuncia sull'Expo? Sarebbe interessante capire per quale motivo. Perché questo inutile e lontano Parlamento europeo si pronuncia prima? Perché sulla vicenda di Venezia riusciamo a determinare una convergenza anche con i conservatori inglesi, perché Venezia ha un appeal, una forza internazionale perfetta. Ma su questo io ti potrei, visto che mi ricavo un piccolo premio, ti do subito anche una riflessione. Cosa è rimasto di quella vittoria sull'Expo? Abbiamo vinto una battaglia, ma abbiamo perso la guerra, perché noi volevamo fare l'Expo che durava 6 mesi. Poi è venuta per Venezia un'Expo che dura 365 prima della pandemia, 365 al giorno per 20 anni, con 30 milioni di visitatori all'anno. Sì, ma quindi, su questo d'accordo, Cesare. No, tutti i punti che sì, quindi tutti i punti che poi non si fermano quindi all'Expo, ma poi continuano nella storia di Venezia. Infatti, però esatto, ecco. Esatto. Ma noi stiamo parlando di tutti i problemi che ci sono ancora a Venezia. Perde però, un'idea, cioè perde un'idea di Venezia. Sì, allora, siccome c'è Sbordone, credo che vuole fare una domanda. Dai una risposta brevissima, ma davvero. Per piacere, ma chi sono gli altri? Perché credo che interessi anche a chi, ai ricercatori. Chi sono quegli altri che dicevi che con Cesare De Piccoli rispetto al ponte, eccetera, eccetera, sono di per sé contrari e fanno buon viso al cattivo gioco? Insomma, ma noi non siamo contrari. Quando dicevi noi, quando non contrari, ma insomma... Tutto quel gruppo che tu hai citato, che si era formato attorno con Rino Serri, mancava Enrico Marucci, perché poi Enrico Marucci va in Parlamento e poi fa altre scelte di vita, e c'è Walter Vanni, e c'è Michele Vianello, c'è Renato Morandina, c'è Delia Mure, c'è Maurizio Bacchin, cioè tutto quel gruppo di una nuova generazione, c'è Paolo Sprocati, c'è Rudy Varisco, c'è una nuova generazione, c'è la Biasibetti, questo gruppo che in qualche modo, anche rispetto alla lista PC Ponte, che in qualche modo non si sente di appartenere alla burocrazia del Partito Comunista, ma si sentiva il rinnovamento del Partito Comunista di Enrico Berlinguer. E quindi da questo punto di vista è ovvio che questo gruppo col tempo poi perde e quindi si afferma un'altra chiave di lettura a Venezia, si afferma altre leadership, altri personaggi. Sarebbe però anche tempo di bilanci.
Vai Giovanni, in che sede Cesare storica. ha preso l'abbrivio. Sono d'accordo. Sì, scusate. Ma non cercavate questo? Ma certo, cercando per di cui intervistarmi Cesare, cercavate questo, per spero. cui adesso un'altra domanda e proseguiamo, no? Sì, dunque, allora, sì, volevo, come dire, allargare un po' il discorso, perché naturalmente, pensando al progetto, la svolta in sé, cioè più in generale, perché, eccomi, scusate, naturalmente noi intervistiamo i testimoni, ma i testimoni sono per noi anche quelli che ci possono raccontare una questione più generale su quell'epoca, perché naturalmente quando parliamo di svolta non stiamo parlando solo di una vicenda interna a un partito, a meno che mai un partito locale, stiamo parlando di un insieme di avvenimenti internazionali che sono una delle svolte fondamentali del Novecento, tant'è vero che molti storici l'hanno considerata la fase che chiude il Novecento. Insomma, può sembrare una banalità, ma insomma, siccome vogliamo coinvolgere anche studiosi, giovani, studenti, che magari ne sanno anche più di me, adesso non sto dicendo questo, però non hanno vissuto quei fatti e in parte non posso neanche averli studiati perché la storiografia è ancora molto all'inizio. Allora, forse bisogna, cioè, chi ha presente cos'è oggi un partito non può capire cosa ha significato la fine del PC in quegli anni e la trasformazione in PDS, così come difficilmente può capire quello che ha significato tutto l'insieme degli eventi internazionali che convenzionalmente possiamo indicare dalla caduta del muro di Berlino alla fine dell'Unione Sovietica. Cioè parliamo di un evento che ha investito fortemente le esistenze, le vite emotive, le vite personali di milioni di persone in una maniera che chi ha l'idea di cos'è la politica oggi difficilmente può capire, perché la politica del Novecento e soprattutto la militanza del Partito Comunista è stata qualcosa di assolutamente che riempiva la vita delle persone in tutti i loro aspetti. No, si è parlato spesso di fede laica, adesso lasciamo perdere, ma per far capire la profondità di quella militanza e di quella partecipazione. Ora, siamo d'accordo che chiaramente la militanza comunista degli anni '80 non era più la stessa degli anni '50, però le persone, in gran parte, ovviamente non quelle che intervistiamo oggi difficilmente, ma quelle che vivono quei fatti, in gran parte erano quelle che venivano da decenni di militanza in quel partito, con quello che aveva significato, che voleva dire magari costruire delle famiglie, nel senso letterale, all'interno del partito, trovare moglie. Questo sto dicendo delle banalità, ma solo per capirci. E quindi il punto è come viene vissuto questo insieme di eventi, anche traumatici, drammatici, per molti aspetti. Questo insieme di cose su cui veramente adesso non mi dilungo, perché sennò non... Però per dare un'idea del taglio a cui mi riferivo, può essere riassunta in una domanda che è arrivata via social, che è appunto quella di chiedere a Cesare De Piccoli cosa ha pensato quando è caduto il muro di Berlino. La domanda è brusca, però ci porta un po' sull'idea fondamentale dell'impatto enorme che quei fatti nazionali e internazionali hanno avuto sulla vita appunto dei militanti comunisti di quegli anni. Quindi se si può in qualche modo dire qualcosa a chi quei fatti non li ha vissuti. Ma per noi ho fatto riferimento, noi ci definivano qualche volta in maniera negativa e dispregiativa i giovani berlingueriani. Ecco, allora per chi si era costruito del Partito Comunista di Enrico Berlinguer, il muro di Berlino non è stata una tragedia, perché il PC di Berlinguer aveva già preso, ma non opportunisticamente, non tatticamente, ma con una revisione politico-culturale che aveva portato allo strappo con Kossuth, aveva preso le distanze da quel regime. E quindi da questo punto di vista si guardava con una grandissima speranza e ammirazione alla glasnost e alla perestroika di Gorbaciov che ha compiuto in questi giorni 90 anni. E quindi da questo punto di vista il muro di Berlino è la possibilità che si affermi la terza via, è la possibilità che si affermi l'eurocomunismo,
e la possibilità quindi che ci possa essere, dopo la stagione dei partiti comunisti, ci possa essere una stagione da protagonisti della sinistra storica italiana. Quindi non viene vissuto come un fatto negativo da questo punto di vista. Poi la storia si incarica di mostrare che invece le vicende hanno preso un'altra direzione, ecco, ma questo è l'impatto. Quindi non la felicità degli anticomunisti che vedevano crollare appunto il comunismo, ma sicuramente un impatto emotivo non negativo, perché vedevamo la giustezza del percorso, dell'originalità del Partito Comunista Italiano. Grazie. Ci sono altre domande da parte vostra? Abbiamo tempo? Ditemi, Pierangelo. Altri 10 minuti ci stanno tutti, insomma. Cerchiamo io vorrei fornire come dire, un po' di quindi diciamo che la divisione. Ditemi Gigi, delle cose che ho detto, dimmi una cosa che non hai condiviso, che così posso replicare. Io non vorrei parlare, io poi non ho mai fatto politica, io ho fatto il giornalista. Su questa ultima tua cosa, che potrei collegarla a quanto dicevi a proposito le critiche al primo Cacciari, per capirci, ma poi ho capito che la critica è lunga e arriva fino agli anni 2000 e coinvolge tutti quelli, per certi aspetti comprensibilmente da parte tua. Voglio dire, c'è una serie, vedo un po' una contraddizione su alcune, ma io non vorrei parlare di politica, Vabbè, fammi la domanda. No, su questa cosa qui? Vabbè, no, se l'hai letta. Allora, no, su questa cosa qui la domanda era io non sono d'accordo o non capisco su questo. Allora, premesso che, per rispondere anche a Sbordone, cioè il PC era davvero una comunità di uomini e di donne che vivevano il partito in maniera piena, cioè le regole, parlo appunto ai ragazzi di adesso, erano regole serie, è vero, il centralismo democratico è stata sì anche una cosa di sofferenza, ma anche stata una cosa che ti apparteneva e di impegno forte, fatta questa come semplice riflessione da fuori. Sì, è vero che Berlinguer aveva fatto lo strappo nel 1980 già dall'Unione Sovietica, aveva dichiarato esaurita la spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre. Però siamo dovuti arrivare a occhetto, con tutto il bene e il male che tu puoi dirgli, però voglio dire, a occhetto perché fosse indicata la svolta la costituzione di un partito progressista. Cioè voi, voglio dire, Berlinguer e voi berlingueriani, poteva farla prima, dici? Anche per tutti gli anni '80 avete continuato, come dire, con questa linea del continuista, no? Che era quella che vi aveva portato al compromesso storico, alla proposta di compromesso storico e di cose, senza risolvere il problema della reale, come dire, entrata nella stanza dei bottoni. Ma Gigi, ti rispondo. Allora forse Cacciari, voglio dire, Cacciari e Occhetto poi alla fine non è che fossero così fuori le mondo, sono arrivati tardi. Ma no, io faccio scusami un attimo, io faccio una distinzione. Avete voluto porvi il problema della socialdemocrazia, tanto per riprendere altre critiche che tu facevi a Napolitano, che probabilmente avrà avuto anche una visione superata ormai a quel punto, però non l'avete voluto prendere e alla fine si è arrivati a Occhetto che ha dovuto disfar tutto perché non sapeva più da che parte. Allora, Occhetto ha fatto benissimo a fare la svolta. Cioè non vorrei che ci fossero dubbi su questo punto, visto che eravamo appunto occhettiani. Ha dovuto arrivare Occhetto, ma Berlinguer è un tema
che è stato già molto approfondito, perché non l'ha fatta prima. Berlinguer era comunista, Berlinguer. E quindi probabilmente non sarebbe stato in grado di farlo, o forse perché non era convinto, o forse perché pensava che i partiti comunisti dell'Occidente potessero essere riformabili, cioè non gli farei carico di questo punto, o anche per un altro motivo Berlinguer era tormentato dalla fine che avevano fatto i partiti comunisti francese e spagnolo, che erano grandi partiti e poi si erano frantumati, cioè quindi da questo punto di vista ci è voluto il coraggio di Occhetto, sì, ci è voluto il coraggio di Occhetto. Sulla vicenda veneziana non farei una identificazione tra Occhetto e Cacciari, sono storie diverse da questo punto di vista, sono storie diverse perché io dico un'altra cosa: come tutte le operazioni politiche vanno valutate per i loro risultati, e quindi non si può sfuggire a un tema. Come mai a Venezia la sinistra si trovi in una posizione così minoritaria, peggio di altre situazioni che non si trovano in Italia, che non ci sono in Emilia, che non ci sono in Toscana. Ci sarà un motivo. Qual è il motivo? Perché una sinistra in crisi in Italia a Venezia è così tanto in crisi? E perché nel corso di questi anni, che vengono dalla storia della sinistra, non si è più stati in grado di rappresentare un gruppo dirigente giovane, rinnovato, i trentenni, eccetera. In questo momento cos'è che si è interrotto? Qua non si tratta di essere d'accordo o non d'accordo con Tizio o con Caio, a me non mi interessa questo dibattito, questo tipo di discussione. Mi interessa però un'analisi di cosa è stato appunto la svolta, cosa ha prodotto e come poi è stata vissuta e gestita. Questo credo che, se ci predisponiamo non solo a un dibattito in sede storica per come erano le correnti, gli schieramenti, i rapporti tra me o Cacciari, Pelicani, Banni, eccetera, che può interessare fino a un certo punto, ma perché su un laboratorio così importante come quello veneziano, noi non siamo riusciti a mettere in moto un processo di rinnovamento così importante, visto che avevamo messo in crisi una giunta che voleva fare il Mose, che abbiamo costituito una giunta rosso-verde prima in Italia, che abbiamo fermato le grandi opere dell'Expo senza aspettare che arrivassero i 5 Stelle. Come mai adesso, 35 anni, siamo ancora alle prese del dibattito, con anche divisioni all'interno sulle grandi navi, se devono stare in laguna o se possono invece andare fuori, sul Mose, se è ancora stata una cosa giusta o se invece si poteva fare un'altra cosa? Perché le cose sono andate così? Da questo punto di vista, quindi, non è più solo un dibattito storico, ma utilizziamo un periodo storico per parlare del presente, così io la penso. Cesare sicuramente ha già delle risposte alla domanda che si è fatto, solo che purtroppo adesso... Ve la lascio a voi queste. È invece assolutamente interessante. Quel lavoro che stiamo facendo noi, che fa la Fondazione Lives, è chiaramente, bisogna ripartire da una ricostruzione e avendo gli elementi, poi inevitabilmente dopo far partire anche la riflessione che ne consegue. Io sono molto d'accordo con voi, e se posso anche contribuire come posso, ma tu sarai centrale su questo, Cesare. Perché mi pare che da quelle vicende che abbiamo analizzato, senza ipocrisie, spero di aver fatto, fino ai giorni nostri, sarebbe giusto appunto aprire un dibattito più rigoroso, perché credo che migliaia e migliaia di persone, che qualcuna non c'è più, ma tante ci sono ancora, e tanti giovani che si possono avvicinare, vogliono capire bene cosa significa e cosa vuol dire sinistra a Venezia. Perché probabilmente c'è un sentire molto più largo di quello che poi i partiti prendono, e da questo punto di vista non so se tutte le risposte sono state date, quindi guardo con molto interesse e se posso contribuire al vostro lavoro.
Ma noi faremo questo lavoro che può essere una base se qualche forza politica della sinistra o del centro-sinistra o altro vorrà prenderla. Ma dovete stimolarli, il nostro compito però è un po' questo. Mi piacerebbe, non so se Giacomo o Stefano hanno qualche sollecitazione, li vedevo ascoltare con curiosità e con attenzione, ma in un incontro che hanno fatto per i 30 anni della Bolognina a Bologna, nell'89, nel 2019, quando ci si poteva ancora muovere, c'è stato un incontro, cioè ha partecipato Occhetto, ovviamente, e ha partecipato Fassino. E i giornalisti presenti dicevano: ma perché siete arrivati a cambiare il nome, annunciarla a nome dopo la caduta del muro di Berlino? Lo so. E Occhetto e Fassino confermava, ma Fassino diceva e Occhetto confermava, diceva: guardate che a volte noi eravamo già pronti, noi volevamo annunciarlo alla fine della famosa festa dell'unità, quando c'era il comizio, eccetera, ma avevamo di fronte le elezioni amministrative di Roma e non potevamo mettere in difficoltà le elezioni amministrative di Roma perché c'era capolista il compagno Reichling, perché c'era a volte, tanto per dire che a volte certi eventi, certi avvenimenti non vengono perché sono assolutamente preparati e le motivazioni a volte sono anche meno, non si può dire usare la parola importanti, ma insomma sono meno appariscenti e meno rilevanti di come si vorrebbe dire. È chiaro che oltre alla figura di Cesare, che vice sindaco, dirigente importantissimo, dirigente locale e nazionale del Partito Comunista Italiano prima, del PDS dopo, è necessario in qualche modo, ma noi li chiameremo e li intervisteremo nel nostro lavoro, sentire le voci che ci sono. Citava Sprocati, che se non sbaglio lui era con la mozione Bassolino nell'ultimo congresso. Sì. Paolo Cacciari stesso, dirigente, anche se in uscita in quel momento, perché mi pare facesse il giornalista, alla fine anni 80 si era dedicato a quella parte lì. È sicuramente un dirigente che con noi ha scritto un libro sulla vita, sull'esperienza della sezione di San Polo, che dovevamo anche questo presentare l'anno scorso, che è stato bloccato anche quello, e lui sarà una persona sicuramente chiamata e intervistata. Purtroppo non c'è più Chinello, purtroppo non c'è più Gastone Angelini, che loro erano molto contrari alla svolta ed erano due segretari provinciali. Angelini è quello che ha accolto Berlinguer negli anni 70 nella famosissima festa dell'unità, insomma. Purtroppo non ci sono, però ci sono dirigenti ancora alcuni attivi che testimonieranno, insomma, porteranno la loro esperienza e che in qualche modo in una fase successiva sarà anche interessante il confronto diretto, insomma, tra Cesare. Penso a Maurizio Cecconi, ad esempio, un altro protagonista proprio di quella stagione che non aveva detto Cesare. Giovanni, siamo nelle tue mani per la conclusione, insomma, adesso. Mi pare che un'ora e mezza volata meriterebbe sicuramente poter continuare. Non so se qualcuno sentiva una voce sotto. No, ero io, scusami. Prego. Se brevemente, per colmare anche una lacuna, sto pensando appunto chi deve fare la ricerca, perché forse sono venuti fuori nel discorso più nomi di protagonisti veneziani di città e cose. Io ne ho citato, a parte Bacchi, insomma, io ne ho citato qualcun altro della provincia, non lo so, però Cesare, se c'è qualcuno, ormai noi a 30 anni di distanza ci diamo del tu, ti do del tu, posso, è vero? Non è Ma forse sì. Non devo fare il giornalista. Forse puoi essere un po' più rilassato, via. No, ecco, potrebbe essere utile. Chi erano, guardando la provincia, delle figure che potevano essere di riferimento? Là c'era Varisco a Chioggia. L'ho detto a Chioggia, Strumendo. Varisco a Chioggia, Strumendo. La stessa Laura Biasibetti che Strumendo, la Laura che ho detto a Milano, la Laura Biasibetti. Quindi poi cominciavano allora i giovani
che fanno parte con Pierangelo Molena, cominciavano i io giovanotti a scalcitare, quindi Pierangelo e poi ero un modesto segretario di sezione. Poi Michele Mognato e poi Martella e poi Zoggia, Martella. cioè quindi noi, per questo vi ho detto, eravamo abbastanza aggressivi, ma c'era una bella nidiata dopo di noi. Dopo un certo punto si è interrotto tutto. Mi chiedo che forse anche qua bisognerebbe domandarci il perché, insomma, no? Come mai non me li ritrovo tutti quanti questi giovanotti o ragazzotte, non me li ritrovo più militanti nei partiti che contano a Venezia, eccetera, eccetera. Ecco, soddisfate anche questa mia curiosità di vecchio settantenne. Ascolteremo anche la tua risposta, oltre a quella degli altri, in un altro incontro. Giovanni, prego, concludiamo la giornata. Statevi bene, un salutone. Sì, beh, non credo che forse non concludere nel termine esatto, perché questo è l'avvio di un progetto che sarà lungo, ci sono moltissime cose da dire appunto, moltissime cose da dire e da fare, quindi credo che fondamentalmente non mi resti che ringraziare tutti, soprattutto naturalmente Gianluigi Cortese e Cesare Del Piccoli per la loro disponibilità, e appunto diamo appuntamento a martedì prossimo per il nuovo incontro, e poi a tutti quelli che vogliono collaborare a questo progetto, come diceva giustamente Pierangelo, c'è un numero molto rilevante di persone da intervistare, quindi chiunque sia interessato anche a fare interviste, a collaborare, insomma c'è un po' bisogno, tutti sono benvenuti quelli che vogliono dare una mano. Ecco, quindi credo che per il momento ci sia da dire questo, insomma, e ringraziare ancora tutti. Grazie. Grazie a tutti allora. Ciao. Alla prossima, martedì. Buonasera, grazie a tutti. Va bene. Va bene. E niente, allora ci sentiamo per martedì. Non siamo più, vero, collegati, spero. Ah sì, siamo